Può essere certamente la persona per guidare questa richiesta di autonomia. Guidare il Veneto verso l'autonomia e l'indipendenza da Roma. Oltre alle tante voci che indicano in Luca Zaia il leader di tutta la spinta indipendentista che si sta ingigantendo giorno per giorno, ora si aggiunge quella importante del suo mentore politico, Giampaolo Gobbo, che dopo la caduta della Lega, le storie di diamanti e nepotismi, ora vede in questi nuovi stimoli la ripresa di un obiettivo politico che sembrava tramontato. Veneti più convinti dell'autonomia e reazioni dello Stato quantomeno scomposte per quello che comunque rimane uno dei riferimenti della Liga Veneta. Mai come in questo momento, diciamo, il cosiddetto giacobinismo dello Stato, cioè il centralismo assoluto, stia passando un momento difficile. Stato che purtroppo non riesce più a dare risposte ai cittadini. Quello che è da pensare invece è che il Veneto ha una grandissima voglia di autonomia e di indipendenza. Per Gobbo quindi Zaia da governatore di regione a governatore delle spinte autonomistiche, una strada forse in salita ma che in altri stati ha dato i suoi risultati. In Catalogna è successo questo effettivamente, ma non solo in Catalogna, in tantissime altre situazioni è sempre esistita e continua a esistere una identità del popolo veneto. Comunque io credo che il governatore Zaia ha dimostrato di essere una persona all'altezza dei compiti e secondo il mio punto di vista può effettivamente essere di grande autorevolezza, ma soprattutto anche di competenza e di amore verso il Veneto.